Prossimo video che tocca i 20.000 mi piace. Io e Michael ci compriamo un quad. Giù tutto! Volevo raccogliere i cactus per caso e proprio lanciarlo dentro la curva. Leo! Senti come che pertega! Panci, dove cazzo stava andando? Dai bro, sei cartato. Mi viene in culo, è enorme. Madonna, fa strano non... Oh, mi viene da far così. Sono noi. Secondo me mi schianto. Sono un po' agitato. Però ho il quad più figo. È quello con la mimetica tipo Carhartt. Quindi sono felice poi. Comunque dovrebbero farci fare un giretto di prova prima di buttarci in strada. No? Che poi abbigliamento pesamente consono. Comunque raga, siamo sui quad. Niente paura. Ma non so come reagisce, non so il peso, non so... Ovviamente io e lei non abbiamo l'interfono. Saranno due video distinti comunque. Cioè, giro sui quad turistico più che altro, non tanto a cazzeggio. Figo, figo, figo. Cazzo, vado addosso al Qashqai. Ok. Vai bro! Madonna Fiori, sembra di essere su un carro armato. È enorme. Epico! Video quad! Madonna Fiori, c'è un caldo che esce dal motore qua. Sono abituato al mio XT e... cioè, pare di fare una sauna qua. Spero che i microfoni funzionino. Dietro abbiamo Michael. Non sento un cazzo! Non ti sto parlando infatti. Ok. L'hai messa in folle? Ma che cazzo mi mette le folle? No, mi ha detto lui quando ci fermiamo folle. Figo Fioi. Sì, è un po' scattante all'inizio. No, non mi trovo in realtà, non lo trovo tanto scomodo. Poi fa freddissimo, si congela, ho fatto malissimo a non mettere una felpa. Che figata! Michael, mi viene in culo secondo me Fioi. Escursioni quad e facciamo anche il bagnetto. Andiamo sull'off-road, non sul Teide. Va un po' dove cazzo gli pare, è abbastanza duro lo sterzo. Perché sul Teide era troppo facile, non le cose facili non ci piacciono. Però ragazzi, devo comprarmi un quad. Anzi, è su un quad 550 cc e indica il Duke 125. Grande Panci. Comunque scalda da far schifo, senti che caldo. Io invece sono su un 450 e trema dappertutto. Spero che l'audio si senta bene, perché dietro 4 bestemmie. Dai, levati dal cazzo che devo... Madonna Fioi, è durissimo lo sterzo. Madonna, è durissimo lo sterzo Fioi. Ma tanto duro. Dai bro, sei cartato. Madonna, è... bello. Che sporo Fioi, è... Panci! Panci, dove cazzo stava andando Panci poi? Che cazzo ha fatto Panci? No, ma era strano expected, cioè è tanto duro il manubrio. Sti quad per farli girare è come le macchine di una volta, devi accelerare. Alla prima curva così stretta ma abbastanza, come dire, triggerato. Più fermo stai peggio già lui corre, perché corre il bastardo Sì, è vecchio, lui va... No, io mi sento abbastanza familiare col mezzo comunque, non... Sì, sì. Madonna, è durissimo lo sterzo. Madonna, è durissimo lo sterzo. È semplicissimo. Va un po' dove cazzo gli pare, Pensavo peggio. No, è una figata cambiare le marce col pomello del cambio, tipo una macchina, cioè è una cosa spettacolare. Cactus, bananetti, che figata, Fioi. Jesolo non è così bella, Fioi. Senti come che pertega. Io ho stra paura che Michael mi venga in culo, lo sento sempre più vicino, Fioi. Nessuno scoppietta. E so che a lui piace divertirsi dietro. Allora, Tenerife è una merda perché non ci stiamo divertendo tantissimo in realtà, Comunque scaldano da fare schifo ste robe, porca troia. Detto sinceramente, non siamo tanto soddisfatti, però il giro in quad è tanta roba. Devi proprio lanciarlo dentro la curva, guarda che roba. Oh. Non fa freddo, non fa caldo, cioè sono in maniche corte, siamo... E qua che cazzo coltivano? 23 km/h solo? Ok. Devo ricordarmi che per far vedere devo girare anche il busto. Però si sta divinamente. No, ha un freno motore sto mezzo che è tanta roba. Bello. Pinza abbastanza, avevo ragione il tipo. Ma in paesaggio non ci siamo però adesso. Bella sta strada sterrata, chissà dove porta. Alla casa di qualcuno, quindi non troppo interessante. Bello perché sono 4x4, questi vanno dappertutto, però... Piattagioni di banani. Non so che sterrato faremo effettivamente qua, secondo me è roba abbastanza chill. Vegetazione in mezzo ai coglioni. Questo ci sta. Comunque questo video qua uscirà sicuramente dopo il tour de force di Tenerife, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di quei video lì. Spoiler, non so neanche ancora se
se e come lo editerò. Ragazzi, io sono abituato a girare con Michael e con Michael diciamo un sacco di cazzate, ci sorpassiamo a vicenda, ci buchiamo le gomme a vicenda, ci mettiamo le gambe a vicenda in mezzo. No, cosa cazzo ho appena detto? Scusate, no, volevo dire, ci mettiamo le gambe in mezzo a vicenda delle moto, vabbè, avete capito bene. E cioè qua mi sembra strano averlo dietro così tranquillo, senza sentire scoppiette ogni 2x3. Come inizia cazzo di stato sterrato, porca troia. È così tranquillo, guardalo, si sta quasi godendo più il panorama che non il mezzo. E non l'ho mai visto fare da lui questo. Moro. Leo! Non me l'aspettavo chiudesse così tanto. Si è fatto proprio i cazzi suoi. E là, ho rischiato di andare dritto. Mi scusi, volevo raccogliere i cactus per caso? Perché stavo guardando il panorama, ho detto aspetta, ma questa chiude parecchio. Oh Leo, per forza dura 3 ore. Sì, infatti è ogni 2 minuti una fermata. Oh cazzo. Luca si distreggia parecchio bene comunque, Luca lo vedo carico. Oh, a Panci piace guidare proprio come guidasse la Polo, in mezzo alla strada, Cristo Dio. Bello, particolare. Vai però, dai che mi sto divertendo, siamo solo a 20 km però vado un culo a Panci. Se si accelerasse un pelo il passo farebbe anche bello. Comunque sti quad fanno un rumore che sembra un carro armato quando avanzano. Siamo dispersi nel niente. Quella è un'altra isola di Tenerife poi, quella là. No, che cazzo dico di Tenerife, scusate, è un'altra isola dalle Canarie. Quella è l'altra isola dalla parte delle Canarie. Che questa è Tenerife, siamo nell'arcipelago delle Canarie. Che sembra piccola ma non lo è. A sud-ovest del Marocco. Ci sono tante barbabiette da zucchero qua, Fioi. Ma quanto non ho rallentato? Qui. No, Fioi, stra che volevo tirare una spinta al bidone e portarmelo giù con noi. Qua continuano sempre banane, che cazzo si chiama sta qua? Sì, banane, a manetta. Ora quell'altro che si butta in piega. La stessa idea. Scusate raga, ma I biker quando vedono un tunnel, cioè io e Michael dobbiamo far sentire lo scarico. dobbiamo farci riconoscere, dai. Io prima di stasera a Panci no. Qua continuano banane dappertutto comunque. Sì Panci, vai giù in carena. Cosa sta facendo Panci? Giù tutto. Ma che cazzo Fioi. Qua ci sono banane, volevo dire bananetti a destra e a sinistra. Banane Panci. Banane. Ma che cazzo. Comunque stra che pensavo che rimanessimo su in montagna e non che tornassimo giù come dei pirli. Esce bene, lei accelera, di conseguenza accelero anch'io. Giù dentro, usciamo, a momenti gli va in culo, palme dappertutto. E adesso? Il tuo canale va avanti solo perché ci siamo io e te. È un po' come... Esatto, stavo vedendo, un po' comunista. Popo ha conosciuto ieri sera Osman Dembélé. A Popo piacciono i neri. Oh, ma qua il sole mi spacca Sì. la pelle. Adesso Sì. lo accendo. No, no, già io. Fermo. Quando l'hai acceso? Quando ti sei spostato. No. Ma qui da quant'è che sta registrando? Tipo 45 secondi, un minuto. Ah ok, perché ero andato anche in bagno fra. Cosa fai dopo con quei video? Bellissimo. Poi che immondizzaio. Mamma mia. Porco can di polvere. Cazzo quanta polvere che alzano. Scomodissimo però Fioi da seduti. Senti tantissimo le buche. Che cazzo è sta roba? Cos'è Baltimora? Fioi non vedo più un cazzo. Vado? Madonna Fioi quanto tiro. Cioè tanto un sacco. Madonna Fioi.
Che figata! Io ho alzato una fumera, fioi. Sì, preso dove ho tirato su anche qualche salto, per adesso Ti ha tirato dritto Dio, cane Bangi. Boia! L'ho visto andare a destra. Bello cazzo! Non si vede un cazzo, fioi. Ciao. Mi sto mangiando un sacco di polvere, fioi. Bellissimo sto posto. Sì, amore, dopo facciamo un altro lugar, bello. sei fratello e sorella? Dopo, chiedi agli iscritti di che colore era il quad. Dio caro, veramente, guarda che... Caldissima la sala, fioi. Dio caro, mi sono cenato il muscolo del culo. Ma avrei un sacco di tagli da fare, vecchio. Troppi tagli. Sì, fra, io pertico dentro Panci. È già la terza volta che rischio di andare lì dentro. Prossimo video che tocca i 20.000 mi piace. Io e Michael ci compriamo un quad e andiamo in via Bafile. Figata. Bello, bello però, Comunque, cioè, guardate che in salita ste strade, fiori. Dove cazzo siamo finiti, fioi? Dove cazzo siamo? Ma è una discarica, ce l'ho aperto questo, ma che cazzo, ma dove siamo finiti, fiori? Qua avevo tubi a vista, c'avevo un cazzo di... Passi da posti, cioè tipo Los Veronicas in cui ci sono tutti i club, la parte più commerciale che, spoiler, fa schifo, non c'è nessuno, a posti come questo che sono lontani 10 km e poi c'è una povertà assoluta, fioi. Poi a fioi mi si è attraversato tantissimo. Mi si è attraversato tantissimo lì, fioi. Poi a fioi sono abituato con la mia moto, cioè ti giro un attimo e va dritta. Cazzo, se qua ti giro un attimo non dove cazzo vuole. Ma ti sentito che legnate che tirava il mio adesso? Hai sentito che roba? Vecchio, erano tutti che tiravano legnate. Bene, è stato bello. Ci vediamo